Grazie professor Bertolissi. E allora proprio lui ha introdotto il tema del Senato. Questo è uno dei mantra di questa riforma, è il superamento del bicameralismo perfetto e del ruolo del Senato soprattutto. Allora, vediamo con la senatrice Finocchiaro esattamente questo punto qua. Che cosa effettivamente farà il Senato? Quanta parte del corpo legislativo affronterà? Come affronterete il tema che sollecitava ora adesso nelle leggi attuative? E questa è la prima domanda. E la seconda, che forse è un po' conseguente, è una riflessione un po' più generale. Non è che continuando a cambiare la Costituzione con maggioranze risicate poi i risultati siano sempre un po' più modesti di quello che dovrebbe essere, diciamo, una riforma della Carta Costituzionale. C'è l'alternativa di non farlo mai, diciamo. Cioè, non è che c'è molta alternativa. Allora, io ho seguito con grande interesse l'intervento del professore e sono d'accordo con lui, nel senso che innanzitutto lo spirito con cui affrontare questa riforma, io credo che sia una buona riforma, cioè che abbia dentro di sé degli elementi che, sviluppati, come dicevo poco fa, la norma poi deve vivere, no? Nella prassi, possono rappresentare un elemento di vera positività e avanzamento per il nostro sistema, ma dobbiamo farla vivere come si deve, altrimenti può restare, diciamo, un testo, esercizio di brutta o bella scrittura, a secondo che la si pensi in un modo che in un altro, ma assolutamente ininfluente rispetto al funzionamento reale. La prima questione è la composizione del Senato. Ha ragione il professore. Allora, io dico qui che l'ho sempre pensata la composizione del Senato e lavorerò perché i regolamenti parlamentari traducano questi pensieri come squisita rappresentanza delle istituzioni territoriali e dunque come luogo nel quale la delegazione di regione per regione abbia un voto unico, non come una mini Camera dove si fanno gli stessi giochini politici che si fanno o giochi politici che si fanno dall'altra parte. Noi rischieremmo di perdere quella che a me pare essere la novità più rilevante della riforma, se considerassimo che il Senato, con i suoi 95 componenti rappresentanti delle istituzioni territoriali, debba adeguarsi ai giochi, agli schieramenti, alle alleanze politiche della Camera dei Deputati. No, questo è il luogo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Per questo, per esempio, la norma che riguarda la tutela delle minoranze, i regolamenti della Camera deve tutelare le minoranze, non l'ho scritta anche per il Senato, perché non ho pensato al Senato come un luogo delle maggioranze e minoranze politiche rispetto al governo di turno, l'ho pensato come luogo squisitamente rappresentativo scusate se parlo in prima persona, ma io ci ho messo 2 anni della mia vita, per 2 anni non ho dormito, non ho mangiato, ho studiato, mi sono confrontata con centinaia di persone, quindi depurate per favore da questo elemento che, lo so, insomma, non è neanche giusto fare pesare. La seconda questione, dice il professore Bertolissi giustamente, queste funzioni nuove del Senato, la valutazione d'impatto, la valutazione e il controllo, ma ci vorrebbe uno schieramento di tecnici. Infatti da circa 1 anno, proprio in ragione del fatto che stava maturando questo tipo di riforma, ho molto insistito ed è già partito da 1 anno corsi di formazione dell'attuale personale, funzionari, consiglieri parlamentari del Senato, che sono in un numero, diciamo, ragguardevole, perché erano misurati rispetto a un'assemblea elettiva di 315 componenti, i quali stanno studiando questa nuova scienza, importantissima perché viva davvero la funzione nuova del Senato, della valutazione di impatto e degli strumenti di controllo. Dopodiché, certo, e questo già, le cose che ha detto il professore e la sua insistenza
sugli atti di legislazione conseguenti, bisognerà fare regolamenti parlamentari, bisognerà e quindi stabilire come funziona il Senato, una cosa che funziona per gruppi politici, una cosa che funziona per gruppi regionali, bisognerà studiare una legge che poi informi le leggi elettorali regionali per decidere come questa rappresentanza viene espressa. Certamente sono tutte questioni che compiranno o non compiranno quello che è il disegno di questa riforma. Ha ragione, ci vogliono classi dirigenti all'altezza della situazione. Questo è il punto. Ci vogliono classi dirigenti all'altezza della situazione. Io che non ero, come dire, proprio pazza di gioia al fatto di far eleggere dai cittadini i consiglieri regionali che poi andassero al Senato, perché avevo la preoccupazione che si riproducessero logiche di tipo politico, devo dire però che ho pensato che questa cosa un vantaggio ce l'ha, e che cioè vada a fare il senatore, potrebbe accadere che alla fine va a fare il senatore chi non è riuscito a fare l'assessore regionale, no? O il presidente di commissione regionale. E che questa venga considerata, come dire, una carica di ultima. E invece no, noi abbiamo bisogno di classi dirigenti competenti e motivate per fare vivere questo Senato, luogo altissimo, ramo del Parlamento, rappresentativo delle istituzioni territoriali. Io personalmente penso quindi che questa riflessione vada insieme ad una riflessione anche, lasciatemelo dire, sulla vita interna dei partiti politici, sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Io penso che i partiti dovrebbero recuperare quella capacità di formazione e selezione delle classi dirigenti che ora abbiamo lasciato al web o a primarie non organizzate come andrebbero organizzate, lasciatemelo dire, l'ho fatta anche io le primarie, giusto? Penso che avremmo bisogno di un recupero di questa funzione da parte del sistema politico, però penso anche che i cittadini hanno la loro responsabilità, grande, perché siccome durante tutto il dibattito mi è stato detto che il Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali sarebbe stato affollato, non ripeto la parola che è stata usata perché non mi piace e perché non è opportuna, davvero non è opportuno usarlo, ma insomma dalla peggiore classe politica del paese. Ricordo anche che nei sistemi elettorali regionali normalmente ci sono le preferenze e che Fiorito fu il più votato della regione Lazio con le preferenze, e dunque c'è una responsabilità dei partiti nelle selezioni dell'offerta politica, delle classi dirigenti che offrono per la rappresentanza, ma c'è anche una responsabilità dei cittadini nella valutazione di quali competenze e quali moralità debbano essere, come dire, guardate, osservate nei soggetti che vengono candidati. Io non penso, professore, che questa ripartizione azzererà delle competenze tra Stato e Regioni, azzererà il conflitto, non lo penso. Ma per carità di Dio, ma non lo, se no lei non avrebbe niente da fare e io non avrei niente da studiare, quindi non è possibile, non possiamo restare disoccupati, diciamo, nella terza età, e quindi abbiamo ancora, diciamo, una trentina d'anni, quarantina d'anni in cui dobbiamo avere qualcosa a che fare. Però penso che certo un discrimine, un elemento è stato introdotto. E infine, non per solleticare l'uditorio, perché sarebbe ridicolo, ma perché era una cosa alla quale praticamente tenevo in maniera particolare, proprio avendo riguardo ad alcuni disastri. Vi vorrei leggere dell'articolo 120 il secondo comma. Il governo ha acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro 15 giorni, può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria,
oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organo di governo regionale e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario. Questa a me pare una norma che nel quadro della responsabilità, come dire, tracci un altro segnale, un altro piccolo segnale. Poi certo ha ragione il professore Bertolisti, se non cambiano le teste c'è già il dissesto. Se non c'è come dire, il principio di assunzione di responsabilità politica centrale, perché può non convenire compiere un atto di questo genere in una regione che esprime un voto particolarmente fedele al governo, per esempio, non la facciamo vivere. Però il bello della politica è esattamente questo, che in una trama, in un disegno che è imperfetto, perché poi la legge è sempre transazione, la legge è compromesso, ma che pensate, se no sarebbe fatta di parole d'oro, diciamo di lettere d'oro sul marmo di Carrara? No, la legge è transazione e questa legge è stata altro che se transazione fino all'ultima possibilità, ma se c'è la volontà, lasciatemi dire, la capacità di vederlo come potrebbe essere, e c'è una classe dirigente capace di farlo vivere anche nel conflitto, anche nella difficoltà, anche nell'errore iniziale, ma nella volontà di farla vivere, insomma potremmo trarre anche da questa riforma qualcosa di buono, qualcosa di positivo. Quanto al voto risicato sulla riforma costituzionale, io c'ero. Questa riforma è stata votata da uno schieramento che comprendeva tutti i partiti di maggioranza e il più grande partito di opposizione, cioè Forza Italia. Dico di più, correlatore da me scelto era Roberto Calderoli, il rappresentante della Lega. Salvini è andato a fare il segretario ed è cambiata la linea politica. Berlusconi si è irritato perché non ha determinato lui il nome del Presidente della Repubblica e si è infastidito del fatto che avessimo mandato a fare il Presidente della Repubblica una persona serissima e per bene autorevolissima come Sergio Mattarella. Il risultato è stato che questo impeto iniziale, che ha condotto a una lunga e comune riflessione sul tema della riforma costituzionale, è andata, come dicono i ragazzi, a pallino, ma per ragioni politiche, squisitamente politiche, di valutazione dell'effetto positivo o negativo rispetto al proprio elettorato di una posizione politica o di un'altra. Mi si nota di più se vado, se non vado, insomma era questa sostanzialmente la logica con la quale si è partecipato. E certo, che sarebbe stato bene che la riforma fosse votata da una maggioranza, come dire, più ampia, che l'avesse votata il Movimento 5 Stelle piuttosto che tutto Forza Italia, ma al di là che il numero dei voti non è cambiato nelle diverse letture, il 138 allora a che serve? Serve assolutamente a questo. Nel caso in cui il Parlamento non raggiunga i 2/3 si fa il referendum e il popolo va a votare costituente nel momento in cui decide o sì o no.